punto. Eccoci qua. Allora io chiedo della regia intanto, mentre finiamo il discorso, mettiamo in onda la locandina del convegno che è interessante, quindi abbiamo anche le indicazioni. Nel frattempo diciamo che cosa voi chiedete, vi abbiamo lasciato in suspense ai candidati alle europee. Sì, attraverso questa cartolina che l'abbiamo ideata come FERPA, come Federazione Europea, che però le nostre federazioni nazionali sono impegnate a riprodurre e a far circolare e da inviare materialmente ai candidati, per cui lo SPI, la FNP e la WILP unitamente. Arriviamo al dunque che il tempo vola. Noi chiediamo esattamente 3 cose. Il diritto a un reddito da pensione sicuro, equo e dignitoso per donne e uomini, per cui come vede la questione delle pensioni e della loro tutela. Il diritto all'assistenza sanitaria pubblica, efficiente e di lunga durata, che tuteli la non autosufficienza, per cui fenomeno sulla non autosufficienza europeo e non solo italiano, il diritto all'invecchiamento attivo efficiente per le persone anziane e pensionate che continuino ad essere protagoniste della società, superando ogni discriminazione legata all'età. Su questi punti noi andiamo alla manifestazione, su questi punti noi li invieremo ai candidati, su questi punti noi pensiamo, se le cose vanno in un certo modo dal punto di vista elettorale, di poter lavorare anche nel proseguo del tempo. Perfetto. Sì, solo una chiosa, anche se ci sarebbero molte cose interessanti da poter finché non abbiamo la chiusura possiamo dirla, perché quando compare il cartello di chiusura lì dobbiamo fermarci. Allora, prima cosa è una ragione anche di speranza sulla dimensione europea, insomma le votazioni di domenica in Slovacchia, che era un paese che faceva parte del gruppo di Visegrad, ha vinto una candidata che invece è dichiaratamente europea, insomma, quindi non è detto che le forze, diciamo, sovraniste e che le persone, i cittadini siano così, insomma, non comprendano l'importanza dell'Europa. Questo è un segnale secondo me molto importante, perché appunto era uno dei paesi che fa parte del gruppo di Visegrad. Seconda cosa, l'importanza dell'Europa, della dimensione europea anche per le questioni dell'immigrazione. Guardate che è solo la dimensione europea che può permetterci. Visegrad non vuole risolvere il problema. Una battuta finale, il nostro vicepresidente del Consiglio Salvini non ha nessun interesse a risolvere il problema, perché usa strumentalmente questo problema, questo tema che va affrontato, che è dimensioni epocali, globali, straordinarie, epocali, dimensioni epocali, per avere consenso elettorale. Per cui se io lucro elettoralmente, che interesse ho a risolvere il problema? Perché la Lega non ha mai partecipato alle discussioni europee sulla revisione del Trattato di Dublino? Perché non c'è interesse a risolvere anche questo problema, o cercare di dare risposte, che è estremamente difficile e complesso, sapendo che mondo è mondo, i cittadini, le persone hanno sempre immigrato, quindi partiamo anche da questo assunto. Però diciamo non voglio banalizzare la cosa. Attenzione, perché qui sappiamo quello che c'è dietro questa forma di immigrazione, che ci sono dello sfruttamento, tratta, della prostituzione, eccetera, quindi sono delle cose ben oltre la semplice migrazione per motivi economici. Ma l'Europa cosa ha fatto? Domanda. Indubbiamente ha fatto poco. Noi però siamo perché faccia di più. Per fare di più bisogna uscire dalla logica che ogni Stato fa per sé. Questo è il punto, perché noi non abbiamo mai messo sufficientemente in luce che l'Europa, così com'è strutturata, è debole, non riesce a intervenire, perché a ogni Stato è demandato poi dopo il compito di applicare quelle che sono le direttive, e ogni Stato le applica a seconda di quelle che sono le proprie visioni. Andrebbe revisionata completamente. Questo è il punto. Certo. Bisogna battersi per una diversa Europa. Certo, io vi ringrazio, il tempo è terminato, grazie di essere stati con noi, grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e hanno mandato come sempre tanti messaggi. Se volete avere tutte le informazioni chiamate le sedi dello SPI CGIL presenti sul territorio. Grazie ancora, buon proseguimento.